Questa trasmissione è offerta da Tecno 2. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Questa sera affari puntati sul trasporto regionale, in particolare treni ma anche autobus, bus, insomma tante sono le novità, un servizio fondamentale per l'utenza. Naturalmente il Covid anche qui ci ha messo un po' lo zampino complicando alcune cose, entreremo nel corso della trasmissione anche su questo punto, ma c'è da sottolineare che l'anno si è aperto con un'importante novità su questo fronte, cioè il contratto tra la Regione e Trenitalia, un contratto importante che per il prossimo decennio insomma, porterà molti investimenti nella nostra regione. Da qui partiremo questa sera con i nostri ospiti per parlare del trasporto, un trasporto che abbiamo titolato Al bivio perché insomma qui si può veramente svoltare, prendere la direzione giusta come si augurano soprattutto i tanti utenti che ogni giorno fruiscono di questo servizio. Vi presento subito gli ospiti, buonasera, grazie per essere con noi a Graziano Pizzimenti, assessore alle infrastrutture e al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie assessore. E molte grazie anche al direttore di Trenitalia FVG, Elisa Nannetti, per essere con noi questa sera. Buonasera. L'abbiamo detto prima, insomma, l'utenza, il mondo dei pendolari, a rappresentarlo è un volto storico del Comitato Pendolari Alto Friuli, Andrea Palese. Buonasera Palese. Buonasera. Allora, l'ho accennato prima, questo grande contratto Trenitalia Regione, facciamo un piccolo passo indietro all'11 gennaio quando è stato presentato, lo vediamo in questo servizio e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Vediamo. Un lavoro lungo e intenso per arrivare a un nuovo contratto dalla durata di 10 anni e dal valore di 816 milioni di euro per implementare il servizio, migliorare i mezzi e creare un centro di manutenzione a Trieste con nuovi posti di lavoro. La Regione e Trenitalia hanno presentato il nuovo contratto di servizio. Il contratto è di 1 miliardo e 200 milioni. All'interno di questo 1 miliardo e 200 milioni ben 400 milioni sono proprio per gli investimenti e 270 sono in nuovi treni, quindi la vera novità non è solo studiare, aver ristudiato gli orari, aver visto dove aumentare i treni, ma mettere treni nuovi, quindi parliamo di 25 treni nuovi, di cui 14 sono treni Rocca a doppio piano, considerate che possono portare più di 1000 persone, e invece altri 11 sono treni Blues, quindi ibridi, che hanno elettrico, diesel ma anche batterie, che portano circa 300 persone. Soddisfazione da parte della Regione. Il presidente Massimiliano Fedriga ha sottolineato l'importanza di un contratto di 10 anni e non da 3 più 3 anni come in passato, che consente a Trenitalia di pianificare. L'assessore regionale Graziano Pizzimenti ha invece posto l'accento sul controllo della qualità del servizio che verrà fatta. Resta però il nodo dei treni a lunga percorrenza. La grande novità è quella della continuità territoriale dell'aeroporto che è passata a livello ministeriale, adesso vediamo a livello nazionale, quindi sarebbe la grande novità nei prossimi anni, cioè quella di far entrare l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia come un aeroporto, diciamo, che deve avere delle agevolazioni per chi viaggia rispetto agli utenti normali in giro per l'Italia. Ecco, queste anche le parole appunto dell'assessore Pizzimenti. L'11 gennaio, insomma, assessore, un contratto faraonico potremmo dire. Beh, intanto dobbiamo partire che il contratto non c'era. Erano 6 anni che eravamo in proroga, quindi una situazione precaria sia per la Regione ma anche per Trenitalia, i lavoratori di Trenitalia e quelli di tutti i ferroviari. Abbiamo fatto un contratto che dura 10 anni di 816 milioni di euro, quindi una cifra importantissima da parte della Regione che mette la Regione, poi una parte la mette anche Trenitalia, 400 milioni. Quindi un contratto che ha una sua consistenza non solo in quello che si farà, ma proprio anche nella cifra. E ha diverse novità, perché quando si parla di nuovi 25 treni mi pare che sia già una grandissima cosa, una grandissima novità. 25 treni che portano, oltre ad avere treni nuovi, a treni più belli, più moderni, più pratici, vuol dire più numero di persone a sedere, perché si passa in un caso da 145 a 300 posti a sedere, nell'altro caso nei ROC da 544 a 720 posti a sedere. Quindi maggior, diciamo così, tranquillità anche per chi viaggia, questo non è una cosa da poco. E quindi è un contratto complessivo, complesso, che al suo interno
a nuove tecnologie, perché si va a fare nuovo wifi, poi abbiamo monitoraggio, prese, sorveglianza interna, quindi sicurezza a bordo, importante perché negli ultimi anni abbiamo visto quanto è importante la sicurezza a bordo. Poi ci sarà la riqualificazione dei treni già esistenti, quindi non solo nuovi ma anche mettere a punto quelli che ci sono già. C'è la grande novità che è un investimento non indifferente, i 41 milioni per l'officina di Trieste, quindi nuovi posti di lavoro anche all'interno del nostro territorio. Ecco, numeri sicuramente molto importanti. Elisa Nannetti, qual era lo stato, diciamo, della flotta di Trenitalia in Friuli Venezia Giulia che adesso insomma vediamo arricchita? Ecco, c'era bisogno sicuramente di questo intervento. In questo momento la flotta è composta da 12 CAF che sono stati acquistati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sono treni, 8 treni 563, 4 treni 564 che hanno la caratteristica di poter circolare anche nelle reti estere, le nostre vicine reti estere che sono la Slovenia e l'Austria. Questo già aveva comportato un deciso miglioramento del servizio, l'introduzione di questi treni che sono molto confortevoli, luminosi, quindi già avevano avuto un impatto molto positivo da parte dei pendolari. Quello che noi abbiamo in questo momento in asset sono i treni, vecchi treni media distanza, che la nostra officina lavora quotidianamente per mantenerli decorosi, l'autopulizie per mantenerli il più puliti possibile, proprio per continuare a mantenere il servizio ad una qualità ad alto livello. Chiaramente l'introduzione dei nuovi treni comporterà un decisissimo miglioramento del servizio per tutto il territorio Friuli Venezia Giulia. Eh sì, infatti uno dei particolari problemi, insomma, treni molto freddi d'estate, alcuni vagoni molto caldi magari d'estate e freddi d'inverno, e qui passo ad Andrea Palese, insomma i pendolari lo chiedevano da tempo, insomma non basta viaggiare insomma, in modo puntuale, però anche insomma, ci serve il comfort di vagoni nuovi. Sì, sicuramente, indubbiamente il comfort e la qualità del servizio, questo contratto qua lo ribalterà completamente perché passeremo in una regione di eccellenza dal punto di vista del trasporto ferroviario. Devo dire anche però, insomma, per onestà intellettuale, che questa regione qua aveva già investito con la Giunta Tondo l'acquisto di 12 treni CAF che poi avevano avuto un po' una via crucis per essere omologati, era una delle prime regioni che comprava treni in autonomia e quindi il servizio era negli anni dal 2014 in poi, 2015 in poi era già decisamente migliorato. Adesso con questi 25 treni ci attendiamo veramente il salto di qualità. Sì, voi siete stati sempre, insomma, siete una sentinella sul territorio, insomma, da questo punto di vista, che l'amministrazione sia di centrodestra o di centrosinistra, non avete mai fatto una questione particolare, insomma, quanto che il servizio, insomma, fosse all'altezza. Sì, chiaramente all'utenza interessano tre cose: che il servizio sia efficiente, che costi poco e soprattutto arrivare il più presto possibile. Adesso avremo la grande possibilità di viaggiare sicuramente in grande comfort. Ci sono alcuni temi, io ringrazio l'assessore e anche la direttrice perché sono sempre disponibili, c'è un tavolo aperto, tra l'altro la Regione ci ha coinvolto prima ancora della stipula del contratto, ci ha presentato le linee guida, quindi siamo stati veramente coinvolti e abbiamo fatto, si può dire, squadra per arrivare a questo grande risultato. Come diceva l'assessore Pizzimenti, era 6 anni che tribolavamo in queste continue proroghe che nascono da varie vicissitudini e adesso bisogna dare sostanza al contratto, perché dal punto di vista dell'utenza ci sarà la necessità di magari strutturare l'orario, poi verificare e strutturare anche questi chilometri treno aggiunti e soprattutto il grande dilemma adesso è migliorare la velocizzazione e quindi aumentare la velocità commerciale. Eh sì, e di questo magari parleremo anche dopo, Assessore Pizzimenti. Insomma, sicuramente è soddisfatto, lo abbiamo sentito, e insomma, credo che tutte le parti di fronte a questi numeri non possano che esserlo. Avere treni nuovi significa avere anche meno problemi sulla linea probabilmente, e quindi anche maggiore puntualità, ecco, su questo fronte, un'altra naturalmente delle richieste dell'utenza. Sì, noi puntiamo anche a quello, non solo a quello, chiaramente non dipende solo dai treni ma anche dalla gestione dei treni, però devo dire che oltre alla puntualità si va anche a ridurre decisamente le emissioni in atmosfera
e quindi minore inquinamento dal punto di vista appunto ambientale, quindi un altro obiettivo in più che non è solo il trasporto in se stesso. E soprattutto c'è il 99,5% dei treni saranno accessibili a tutte le persone con mobilità ridotta, quindi sono obiettivi plurimi che con questo contratto si riescono a raggiungere. Ecco, dal punto di vista delle stazioni invece, sempre sul fronte persone con disabilità, locomozione, insomma anche lì sono stati fatti dei passi in avanti importanti. Ma allora lì siamo, io lo dico con onestà intellettuale, siamo ancora diciamo indietro. Stiamo facendo, anzi non noi perché non è la regione che fa, ma è RFI che sta cercando di mettere diciamo così a norma le stazioni o comunque più agevoli per chi ha difficoltà. Vediamo a Udine c'è stato un problema di un'impresa che mi dicono che ha difficoltà quindi dal punto di vista proprio finanziario e quindi si sono allungati i tempi, però è già stato alzato un marciapiede ed è stato iniziato i lavori per l'ascensore che va alla parte bassa per raggiungere i binari successivi. È chiaro che siamo indietro, però insomma stanno facendo anche questo, noi stiamo monitorando, punzecchiando RFI che faccia, che vada avanti e più di questo non possiamo fare, però ho fiducia anche su questo. Sì, un tema sicuramente molto importante perché poi naturalmente è un servizio pubblico, quindi alla stazione, al treno, al binario bisogna poterci accedere tutti. Grazie, ci fermiamo qui per la prima pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco a parlare di trasporto al bivio. Restate con noi. Di nuovo insieme con Economai FVG, fari puntati sul trasporto, stiamo parlando in particolare dei treni in questa prima parte di trasmissione, abbiamo sentito del grande contratto insomma, tra Regione e Trenitalia. Al direttore Nanetti chiedo, ma insomma questi treni sono puntuali in Friuli Venezia Giulia o no? Perché naturalmente quando c'è un treno in ritardo fa molto rumore, quando invece arrivano puntuali insomma, non ci si accorge, ma naturalmente dovrebbe essere la normalità. Ecco, qualche dato su questo fronte? Guardi, dal 2014 a oggi si è fatto un lavoro molto intenso verso il cliente, cioè abbiamo ragionato moltissimo e ci siamo impegnati moltissimo perché il lavoro fosse improntato a migliorare il servizio. I punti sono stati detti prima dagli stessi pendolari, la puntualità è la prima attenzione che dobbiamo avere, poi vengono anche il comfort a bordo e l'esperienza di viaggio nel suo complesso. Per darle dei numeri, dal 2014 avevamo una puntualità, noi misuriamo la puntualità in due modi. La puntualità, nessuna esclusione, cioè vuol dire i treni che arrivano in ritardo per qualunque causa, che sia il guasto al treno, che sia un oggetto sui binari che impedisce la circolazione, che sia un'interruzione per guasto dell'infrastruttura. La puntualità, nessuna esclusione, del 2014 si attestava all'88,9. Abbiamo chiuso il 2021 a 94,7, che è un numero importante di fronte al dato nessuna esclusione. Se poi guardo gli indicatori industriali della mia direzione regionale, ecco, le posso dire che per causa Trenitalia i treni arrivano puntuali al 99%, cioè vuol dire un treno ogni 100 arriva in ritardo, vuol dire che arriva in ritardo oltre i 5 minuti. Sì, insomma, palese, numeri insomma, che fanno ben sperare, ecco, insomma, sono un target sicuramente migliore rispetto agli anni passati. Ovviamente, diciamo che la dottoressa Nanetti ha ragione, noi abbiamo una puntualità da ormai un quinquennio più da podio, no? Siamo stati primi in Italia per tanti mesi, adesso mi pare siamo tra i primi 3 se non sbaglio, quindi è tutto vero. Il problema della puntualità per un utente che ad esempio non è avvezzo a questi dati e chiaramente fa tutta un'erba un fascio, non capisce la differenza tra puntualità senza esclusioni, con esclusioni, problemi, competenza di RFI o competenza di Trenitalia. E uno quando è al binario guarda solo l'orario. Guarda solo l'orario, aspetta che passi infatti, il treno. no? Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo avuto un po' di problemini non dati dall'impresa ferroviaria ma da cause esterne. Purtroppo dobbiamo dirlo, abbiamo il problema delle persone estranee che camminano sui binari, no? Degli extracomunitari che purtroppo la rotta balcanica ha portato questa criticità
purtroppo abbiamo anche tanti casi di gesti estremi che vanno a bloccare la linea e con l'intervento dell'autorità dell'autorità giudiziaria. Poi abbiamo avuto un caso molto simpatico quest'estate di una mandria di tori, no? che erano scappati, che non si riuscivano a catturare per giorni, e tutto ciò fa sì che la puntualità magari vada a scemare per un'intera giornata, perché va a catena, no? Coinvolge tutti i treni. No? Quello che invece noi utenti ci arrabbiamo spesso e volentieri è la puntualità, cioè la mancata puntualità data dai danni, dalla mancata manutenzione della rete. I treni per fortuna si guastano molto meno adesso, il problema, come dicevo prima, è dato non tanto dalle Ferrari, che le abbiamo già alcune comprate dalla Regione, o alcune arriveranno grazie a Trenitalia alla Regione, ma dall'autostrada, dalla rete che manca. Ecco, si è anticipato un tema che assolutamente è importante, perché oltre ai mezzi ci sono le infrastrutture. Assessore, da questo punto di vista come siamo? C'è stata anche un'audizione, peraltro recentemente, giovedì scorso, in Consiglio regionale, anche molto accesa, molto discussa. Vi siete ridati appuntamento fra qualche tempo, però la situazione adesso qual è lì, tra varianti e non? Beh, è stata questa audizione in commissione regionale, in quarta commissione regionale, proprio giovedì, come è stato detto, in cui sono stati invitati come auditori, anzi sono stati auditi tutti i vertici della zona di RFI per spiegare, o meglio per illustrare, qual è lo stato di fatto dei vari interventi che dovrebbero essere fatti in Friuli Venezia Giulia. È chiaro che ci sono degli spazi in cui per forza di cosa dobbiamo intervenire. Mi riferisco per esempio al ormai famoso snodo di Udine. Lì ci sono delle difficoltà perché a Udine praticamente confluiscono tutti i treni della regione che vanno al nord, quelli che partono da Trieste, da Gorizia, da Cervignano e da Pordenone, che proseguono verso il nord. E quindi un doppio binario come esistente adesso è insufficiente sia per quanto riguarda il merci che le persone. E su una situazione di questo tipo, per una prospettiva di sviluppo, bisogna investire. C'è già un investimento di 52 milioni, il totale dell'opera sono 200 milioni circa, e quindi mancano 150 milioni. Noi abbiamo un'interlocuzione continua con il Ministero, ci garantiscono, poi io finché non vedo non do la certezza, ma ci stanno garantendo che 140-150 milioni che mancano saranno messi adesso tra una parte col PNRR e una parte col contratto di servizio in RFI, e quindi con questi soldi noi riusciamo quantomeno a toglierci un collo di bottiglia fondamentale per lo sviluppo di tutto il territorio, perché le merci che partono dal porto di Trieste, dal porto di Nogaro, dall'interporto di Pordenone o da quello di Cervignano, poi, o dallo SDAG di Gorizia, si fermano o quantomeno hanno difficoltà di proseguire verso il nord Europa, e questo non fa bene all'economia di tutto il territorio. Ecco, c'è poi anche la questione dei passaggi a livello, che è ancora molto sentita. Ci sono zone in cui, non so, penso per esempio a Sacile sulla Pontebana, c'è un passaggio a livello che quando scende crea delle code molto lunghe, e si pone ogni tanto il problema, e questo sì è difficile da superare, delle ambulanze che magari devono transitare in quel momento lì, al di là del disagio per chi è in coda e attende. Ecco, su questo fronte come si può intervenire? No, su questo c'è lo studio già avviato e anzi in modo avanzato, la famosa Sacile Gemona, fatto sempre tramite RFI, da RFI, per cui c'è lo studio in cui si deve eliminare questo passaggio a livello, si dovrà eliminare questo passaggio a livello con un sottopasso, e chiaramente anche lì ci vuole il tempo, necessità di finanziamenti, però è attenzionato in modo molto pressante questo tipo di problema in questa parte del Friuli. Sì, assolutamente. Poi anche il discorso varianti ha creato qualche agitazione tra le opposizioni. Sentiamo due esponenti, non solo tra le opposizioni, sentiamo le voci in questo caso dei consiglieri regionali Nicoli e Sergo. Vediamo. Consigliere Nicoli, è stata un'audizione molto importante, noi l'abbiamo comunque sentita puntare il dito verso la variante Ronchi-Aurisina. Che cos'è che ha chiesto?
Ma dei chiarimenti sostanzialmente. Intanto è stata, come ha detto lei, una riunione importante perché ha chiarito molti temi che riguardano appunto le ferrovie dello Stato sul nostro territorio. Su questa variante Ronchi-Auresina si prevede un tracciato completamente o quasi completamente in galleria, si parla di 20 km di tracciato sotto il Carso. Sappiamo bene quanto delicato sia quell'ambiente, di conseguenza è evidente che c'è molta attenzione e anche molta preoccupazione da parte nostra. Forse ci vorrebbe un po' più di dialogo con il territorio? Assolutamente sì, ho chiesto anche più volte che venga fatto un tavolo di confronto permanente fra la Regione, i comuni e RFI, proprio quei comuni interessati dal tracciato ferroviario debbono assolutamente porre dei paletti e delle attenzioni puntuali sulla progettazione che sta venendo avanti dal Ministero. Non è possibile che venga calata così sul territorio una progettazione senza il confronto del territorio. La variante di Latisana, lei che cosa ne pensa? Ma quella variante, così come è stata presentata, è ovviamente inaccettabile, ma si è già espresso non solo il Movimento 5 Stelle, ma tutto il Comune di Latisana, tutti i parlamentari di questa Repubblica, tutti i consiglieri regionali, per cui non si sa effettivamente come si possa ancora continuare a pensare anche solo di progettare una cosa del genere, tant'è che negli ultimi documenti presentati dal Ministero la stessa RFI non ne parla minimamente, nemmeno dice che è stata temporaneamente sospesa, come invece oggi ci è stato detto in aula, proprio non se ne accenna, per cui io mi auguro che si faccia una volta per tutte, si giri pagina su questa vicenda. Se ci sono alternative possibili a quella variante che ovviamente doveva spaccare in due la città di Latisana, va bene che ce le presentino. Hanno avuto 1 anno e mezzo di tempo, sono venuti qui oggi, non ci hanno detto nulla di questa, chiamiamola variante, cioè nulla di quelle che sono le problematiche da risolvere sul tagliamento. Ci dicono che ci sono dei problemi anche idraulici. Allora, se ci sono problemi idraulici, a mio parere quella doveva essere la prima opera da fare. Invece, evidentemente, questi problemi non sono così impellenti e tant'è che viene rimandato il tutto, non si sa quando, non si sa perché, e speriamo ovviamente a febbraio di avere risposte definitive anche su questo. Allora, premesso che sono opere mastodontiche che portano con sé problemi molto importanti, Assessore, abbiamo sentito insomma, le critiche arrivare da Nicoli e da Sergo. La situazione di Latisana, per esempio, qual è? Ma intanto diciamo che è un'opera giustamente mastodontica anche sulla cifra, perché si parla di 1 miliardo e 500, 1 miliardo e 600 milioni di euro, quindi cifre importantissime, di cui una parte sola sono 210 milioni già a disposizione. Quindi dobbiamo ancora, non io, ma insomma il Ministero / RFI deve ancora trovare tutta l'altra parte di somme. Ha detto questo, sulla Tisana è successo semplicemente questo, che c'era un progetto, almeno un'idea progettuale con tracciato, fermo nel cassetto quando sono arrivato io assessore ed era abbandonato a se stesso. A un certo punto RFI mi dice guarda che c'è questo progetto che dobbiamo sapere se andare avanti o meno. Io ovviamente non sapendo niente l'ho tirato fuori, l'abbiamo visto, abbiamo discusso e la prima cosa che ho fatto è portarlo all'attenzione dell'amministrazione comunale di Latisana, con la quale, con il precedente sindaco ma anche con l'attuale, ovviamente è stato discusso, stravisto e non andava bene. E quello che chiede giustamente il territorio dice fatemi vedere un'alternativa eventuale su questo tracciato. Su questo pensiero ci siamo fermati, non solo noi, ma perché noi non è che facciamo noi il progetto, lo fa RFI, ci siamo fermati dicendo facciamo tutto lo studio della progettazione della parte rimanente del tracciato per vedere nel frattempo se troviamo delle alternative sulla Tisana. Se ci sono le aggiungiamo, se vengono condivise sul territorio le aggiungiamo allo studio, ma almeno andiamo avanti sul resto. Per non star fermo su tutto, causa, tra virgolette, la Tisana, certo. Studiamo il resto e poi vediamo la Tisana. Ronchi Auresina? Ronchi Auresina, lì è la cosa ancora, secondo me, più difficile da trovare la soluzione perché non vedo, io adesso personalmente non sono espertissimo dal punto di vista tecnico, ma non vedo altri spazi oltre al Carso, dentro nel Carso, come passare. Chiaro che finché non vedo il progetto non dico né che è bello né che è brutto, perché ovviamente parlare del nulla è difficile. Per cui, come giustamente dice il Presidente Federica, e non più tardi oggi la CGIL,
Oggi la CGIL ha detto sulla stampa che prima di dire sì o no è giusto fare un'analisi di un progetto, di un'idea progettuale. Dopodiché ci si ragiona sopra. Grazie anche per la schiettezza, per tutta la cronostoria che ci ha fatto. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco a parlare con i nostri ospiti. Ancora insieme con Economai FVG, i trasporti, i treni, non solo, dopo parleremo anche dei bus, del trasporto pubblico locale con le tariffe, per cui insomma restate con noi perché sarà un capitolo molto importante e molto interessante. Alla dottoressa Nannetti però volevo chiedere un po' qual è la situazione sui treni a lunga percorrenza, quelli che ci portano magari nella capitale, a Milano, senza il cosiddetto scalo a Mestre che spaventa sempre un po' tutti perché si teme sempre magari di avere la prenotazione poi da Mestre a Roma o Milano, però di arrivare in ritardo, di perderla con conseguenti insomma complicanze. Ecco, qual è la situazione attuale e se ci possono essere anche dei potenziamenti su questo fronte, anche insomma lei è direttrice di Trenitalia regionale, quindi un discorso un po' più nazionale, insomma, ma per quello che ci può dire a riguardo, ricordando anche che c'è tra virgolette la concorrenza per voi anche Italo che fa questo servizio. Adesso a prescindere diciamo, dal momento pandemico che comporta una riduzione dei servizi, tendenzialmente l'offerta della lunga percorrenza, quindi dei treni a mercato, vede la partenza da Udine di un servizio su Napoli diretto, di una Frecciarossa su Napoli e di una Frecciarossa verso Milano. Da Trieste invece partono un Torino, un Milano e un Roma. Rispetto al potenziamento io in questo momento non so dirle quali siano le previsioni, proprio perché, ribadisco, si tratta di treni a mercato che circolano in virtù della domanda e quindi del bacino che servono. A maggior ragione noi ci sentiamo, noi del trasporto regionale, della direzione regionale Friuli Venezia Giulia, ci sentiamo estremamente investiti del fatto che noi accompagniamo le nostre persone, le persone del nostro territorio a Mestre per il cambio treno e quindi sappiamo di essere coinvolti anche in viaggi di lunga percorrenza dei nostri clienti, quindi a maggior ragione con il committente Regione Friuli Venezia Giulia si è ragionato su treni ROC a 6 casse, quindi molto più capienti, che consentano un viaggio molto confortevole anche a chi appunto è costretto eventualmente a fare il cambio treno nella stazione di Mestre. Ecco, i dati sulla puntualità ce li ha dati un pochino prima, insomma anche sul fronte Mestre si può rassicurare, come dire, l'utenza che al di là poi insomma di tutti i problemi del giorno che sono insomma impossibili da prevedere sul fatto che comunque bene o male il treno arriva puntuale a Mestre. Sì, nei dati di puntualità che le ho dato prima c'erano anche i treni che arrivano a Mestre. Diciamo che il nodo di Mestre è un nodo estremamente complesso, è un nodo su cui confluiscono una quantità di treni molto, molto importante, per cui le nostre sale operative, quella del Friuli Venezia Giulia, quella della direzione Veneto, sono costantemente, monitorano in modo costante i treni che sono in circolazione, consapevoli del fatto che quel treno porta clienti che proseguono e quindi monitorano la coincidenza e gestiscono eventuali criticità che dovessero verificarsi. Palese sulla lunga percorrenza? Lunga percorrenza in questo momento, come diceva la dottoressa Nannetti, è un po' un rebus, no? Perché la pandemia ha colpito forte e duramente il comparto. Sulla lunga percorrenza, ante pandemia, c'è stata la novella di Italo che per il Friuli Venezia Giulia e per la felicità dell'assessore Pizzimenti ha comportato meno 3 milioni di esborsi per la Regione, perché la Regione per la prima volta in maniera anche autorevole ha tolto il finanziamento, la copartecipazione che fino a qualche anno fa veniva garantita alle Frecce. Giustamente si è ragionato l'esistenza di 2 competitor fa sì che il servizio venga pagato dal mercato, no? Adesso vedremo post pandemia e soprattutto, torno a dire, la questione alta velocità ha un futuro se c'è un'infrastruttura, perché ovviamente tanti, per fare una battuta, sappiamo che la battuta tra appassionati ferroviari è che la ferrovia termina, no, a Mestre e il Friuli Venezia Giulia non viene neanche preso in considerazione. Oggi l'alta velocità in Friuli è quasi un ex interregionale, no, come velocità, quindi quello è il grosso limite delle nostre tratte. Assessore, beh, su questo... No, volevo dire una cosa di cui sono orgoglioso anche, che
all'interno del contratto Trenitalia noi come Friuli Venezia Giulia gestiremo anche i cosiddetti treni indivisi, che sono quei treni che appunto vanno da Venezia a Trieste o da Venezia a Udine e viceversa ovviamente, e sono indivisi perché è di solito un treno unico che va eccetera eccetera. Perché sono orgoglioso? Perché poteva essere gestito, prima era gestito direttamente a livello statale, quindi poteva essere gestito o dal Veneto o dal Friuli. Noi l'abbiamo chiesto, ce l'hanno data, ci hanno dato questa possibilità e quindi il Friuli Venezia Giulia diventa un centro importante anche per la gestione di questi treni, tant'è che l'officina poi rientra in questo contesto, ma soprattutto anche perché vengono dati oltre 22 milioni per la gestione dei treni stessi e altri 97 milioni per l'acquisto dei treni indivisi. Quindi è una cifra importante su cui noi possiamo intervenire e anche nella gestione abbiamo diretto contatto con chi poi in realtà normalmente, giornalmente fa questo servizio. Per noi come Friuli Venezia Giulia mi pare una cosa buona e giusta, come si dice. Ecco, sull'alta velocità anche lì ci sono state polemiche, insomma tanti investimenti per risparmiare 40 secondi, 1 milione a secondo, insomma qual è la verità? Io dico solo che fermi non possiamo stare, questo è un dato di fatto. Quantomeno come stanno facendo la modernizzazione dell'impianto tecnologico è fondamentale non solo per l'alta velocità ma anche per l'alta capacità, cioè portare più treni nello stesso tempo all'interno del binario, per cui c'è movimento maggiore, possibilità di movimentazione di merci, di persone in tempi più rapidi e questo secondo me quantomeno è fondamentale per una regione che vuole essere all'avanguardia. Non dobbiamo pensare solo al trasporto dei passeggeri, ma naturalmente cosa fondamentale, le merci che si muovono anche per un discorso ambientale. Anche perché poi danno a sua volta lavoro sul territorio. Insomma. Assolutamente. Dottoressa Nanetti, così per fare un po' di statistica, sicuramente il Covid ha inciso, credo, a livello di passeggeri, quindi ci sarà stato un calo inevitabile, insomma, e lì se ha qualche dato e poi quali sono le tratte che vanno per la maggiore e quelle che invece fanno molta fatica, insomma, vedono magari i vagoni vuoti. Allora, per darle un'idea, ante Covid trasportavamo 28.400 persone al giorno. Dal 2020, dall'inizio del 2020, da quando è iniziato questo momento così critico, abbiamo vissuto momenti alterni che dipendono anche dalle ondate pandemiche. Oggi avevamo avuto una buona ripresa, diciamo così, a novembre del 2021, dove avevamo ripreso con 23.000 persone al giorno. Da gennaio adesso siamo tornati ai 16.000, siamo anche nel bel mezzo di un'ondata pandemica molto importante, quindi chiaramente ci facciamo i conti. Per quanto riguarda invece le tratte, diciamo le tratte invece, naturalmente le due tratte principali, le due Trieste-Venezia, Trieste-Udine-Venezia e la Trieste-Venezia via Portogruaro sono chiaramente quelle che trasportano di più anche per la tratta veneta che compiono e che quindi dove l'afflusso è importante. Ha una buona affluenza anche la cosiddetta linea 15 da Trieste-Tarvisio, via Cervignano-Udine, anche lì i treni vivono un'affluenza buona per noi e poi ci sono le due linee diesel, la Casarsa Portogruaro, sono 22 km di linea e il tratto aperto oggi della Sacile Magnago che chiaramente hanno un numero, abbiamo anche una flotta, la flotta dei Minuetti che trasportano 145 persone, come diceva, posti a sedere, che hanno numeri inferiori ma comunque di tutto rispetto al territorio che servono. Ecco, appunto, sulla tratta Sacile-Gemona, Sacile-Maniago in questo caso, insomma, Palese, sappiamo che è molto cara a lei anche per vicende che riguardano poi il treno storico, un progetto che era ripartito, poi la pandemia insomma, ha bloccato tutto anche lì. Sì, è una tratta molto cara perché ci abbiamo lavorato tantissimo, gli abbiamo messo del cuore, impegno e soprattutto è stata una battaglia dove tutto il territorio, a prescindere dall'appartenenza partitica, ci ha lavorato e si è arrivati a dei risultati. Il risultato è che in questo momento la tratta è attrezzata fino a Maniago e come diceva la dottoressa Nanetti ci sono alcuni risultati già positivi nonostante una partenza molto in salita, soprattutto i due poli scolastici di Sacile e Maniago vengono serviti e quando c'è un servizio ulteriore il territorio va a beneficiare, ci sono delle ricadute economiche sul territorio anche perché c'è un bel polo anche industriale, ricordiamo a
sia a Maniago ma anche nell'Interland di Maniago. Adesso mi sembra che è ufficiale la notizia che si arriverà a fine Gemona col servizio commerciale, e non soltanto bisogna vederla solo dal punto di vista dei pendolari, dell'utenza, ma soprattutto dal punto di vista turistico, perché è una tratta veramente dal punto di vista turistico da sfruttare, che si snoda lungo uno dei panorami più belli d'Europa. È stato definito da una rivista tedesca qualche anno fa, quindi il treno storico è stato ante pandemia veramente una piacevole sorpresa, ha portato, se non erro, quasi 8.000 persone a scoprire questa tratta, e bisogna anche utilizzare il servizio quotidiano, quindi il servizio di Trenitalia, per sfruttare appunto turisticamente e avere le ricadute sul territorio. Soprattutto abbiamo una grande ricchezza sul territorio che si chiamano ciclabili e cammini anche religiosi, no? Lungo la Pedemontana abbiamo la FVG3 come ciclabile che si collega alla FVG1, e poi abbiamo anche il cammino di Sant'Antonio che da Padova arriva fino a Gemona. Sì, questo completa un pochino il quadro. Non è che di competenza di Trenitalia, assessore la Udine Cividale, insomma gestita da FUC, e lì la situazione qual è? La situazione è in divenire in senso positivo, nel senso che col PNRR lo Stato, il Ministero, su nostra richiesta, ha investito, sta investendo, anzi ha dedicato ben 41 milioni per l'ammodernamento infrastrutturale della linea, quindi dal punto di vista tecnologico, della sicurezza, dell'eliminazione dei passaggi a livelli, quindi un momento molto importante. Soprattutto dopo questo intervento ci sarà la gestione diretta di RFI dell'infrastruttura, e del resto invece la gestione dei treni veri e propri manterrà sempre la FUC, cioè la Ferrovia Udine Cividale, la gestione, che non è, perché molti le individuano solo con la tratta Udine Cividale come treno, ma in realtà non è solo quella, perché la FUC fa molto altro, fa il Bicotra, che è il treno che va fino su in Austria, e soprattutto fa molta movimentazione per quanto riguarda le merci all'interno degli interporti. Quindi c'è un futuro, secondo me, di prospettiva estremamente interessante per la FUC nei prossimi anni, che ovviamente pian pianino dovrà organizzarsi anche internamente per poter ottenere certi risultati. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi perché tra poco parliamo anche delle tariffe per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, e poi anche sul fronte sia autobus che treni come il Covid ha inciso, perché sappiamo che anche lì ci sono delle sospensioni, ci sono mancanza di autisti, di driver anche per i treni, e quindi insomma anche questo sta creando qualche problemino. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG, abbiamo dedicato molto tempo alla questione dei treni, doveroso visto la massa di investimenti insomma, che ci hanno raccontato l'assessore Pizzimenti, la dottoressa Nannetti, e anche insomma, approvati per così dire dai pendolari del Comitato Alto Friuli. Passiamo ora al trasporto pubblico locale, perché ci sono delle novità che riguardano le tariffe molto attese, perché sappiamo che naturalmente poi insomma, sul costo dei biglietti le persone sono molto attente. Assessore Pizzimenti, ecco, qui che novità ci sono dall'inizio di quest'anno? Beh, ci sono tantissime novità dal punto di vista tariffario per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma in questo caso, che vanno incontro, non dico le esigenze, ma sicuramente anche l'economia della famiglia, per cui siamo molto contenti. Derivano dal contratto, dalla gara che è stata fatta a suo tempo a livello regionale, in cui partecipante ha vinto il TPL Scar Friuli Venezia Giulia, che è la somma delle 4 società più grandi che c'erano in regione del trasporto pubblico locale. Beh, prima di tutto, lo vediamo forse in video, eccolo. Eccola qua. Questa qui mi pare che sia una delle cose più interessanti, perché una delle tante, perché si passa dal biglietto, si passa nel senso dal 1° di gennaio come c'è scritto, si è passati, ecco. Sì. Dal 1° di gennaio, da un biglietto che era a orario, cioè una tratta da 1,35 €, quindi uno entrava in autobus, obliterava e chiudeva lì il biglietto. Adesso si va a tempo, cioè 60 minuti, quindi uno può andare, fare le sue cose, tornare indietro, all'interno dei 60 minuti paga sempre 1,35 €. Se riesce a far tutto in un'ora, diciamo che ha dimezzato il suo riesce a dare il data esborso. ritorno in un'ora.
Poi c'è anche la possibilità di aumentare questo tempo, portarlo a 75 con aumento della tariffa a 1,65 €, ma soprattutto si tolgono tutte le altre tipologie, così si è certi di che cosa si ha e quanto vale questo tipo di biglietto. Ma non solo, oltre a questo c'è la possibilità di avere un carnet di biglietti che si risparmia, cioè se io compro 10 biglietti di 60 minuti riesco a pagarne 9 a questo punto, come si vede praticamente sono 12,15 € su 10 corse, quindi ancora meno rispetto a quello che è la tratta normale. Come, a parte Trieste che ha una sua storicità, quindi il biglietto è un po' diverso, poi il biglietto giornaliero si passa da 4 € a 60 per l'intera rete a 3 € soltanto per l'intera rete. Quindi novità mi pare molto molto interessanti che sono già partiti, alcune partiranno dal 1° luglio perché sono più complesse nella sua organizzazione anche a livello di trasporto pubblico delle società, però invito tutti a vedere il sito della TPL SCAR perché ci sono queste possibilità e queste agevolazioni non indifferenti. Penso alla famiglia per esempio, noi abbiamo puntato molto sulla famiglia anche sul trasporto, pensate che una famiglia in cui c'è 4 persone per esempio, cioè la prima si paga intera, la seconda paga il 30% dell'abbonamento, la terza il 50%, dalla quarta in poi, in meno ovviamente, la quarta il 70% in meno dell'abbonamento. Quindi cifre purché abbiano tutti lo stesso periodo, cioè semestrale, trimestrale, annuale e via dicendo. È un modo Quindi per sono numeri incontro. molto interessanti che vanno incontro anche in un periodo come questo di difficoltà economiche e che possono essere sfruttati se ben studiati all'interno della famiglia. Ecco, non abbiamo toccato il tema tariffe per quanto riguarda, dottoressa Nonetti, Trenitalia. Lì insomma abbiamo visto grandi investimenti da una parte, non è che poi però questi investimenti finiranno per incidere anche sul costo dei biglietti. Ma guardi, la politica tariffaria la fa il committente, quindi forse è una domanda da fare all'assessore, ma in generale diciamo che quest'anno ad esempio le tariffe non sono aumentate. Sia le tariffe del gomma che del ferro sono allineate, quindi noi viaggiamo, cioè il cliente si trova con la stessa tariffa, con la stessa modalità di costruzione della tariffa sia per il gomma che per il ferro. C'è un meccanismo che ne prevede l'aumento anno per anno, ma viene deciso appunto con delibera tariffe alla fine dell'anno dal committente. Per quest'anno rassicuro che non c'è ci stato sono cambiamenti. aumento. Assessore, per il futuro chiediamo a lei. No, intanto abbiamo tenuto fermi il 22 perché era giusto e corretto. Certo. Poi ovviamente in base anche ai dati, perché qua i dati cambiano continuamente e quindi siccome siamo un contratto che tiene conto costi e ricavi, dobbiamo capire come vanno poi le cose nei prossimi mesi, però ovviamente non ci saranno scostamenti assolutamente di grandi entità, questo mi pare ovvio, insomma. Ecco, palese, dita incrociate, perché qui aumenta tutto, l'energia elettrica, insomma abbiamo visto le cifre, quindi insomma è anche difficile poi magari riuscire a mantenere dei costi. Beh, no, devo dire la verità, le tariffe negli ultimi 2 anni sono rimaste tali e quali per quanto concerne il servizio ferroviario. Poi, insomma, visto adesso le tariffe del trasporto pubblico locale, sono delle ottime opzioni, soprattutto come diceva l'assessore per la famiglia. Io mi fermo sul trasporto ferroviario, da 2 anni le nostre tariffe sono bloccate perché la Regione ha deciso, ovviamente visto la situazione pandemica, visto la situazione anche di crisi economica, no? Di non oberare l'utenza, nonostante ci fosse un calo sensibile dell'utilizzo del treno e quindi un mancato ricavo dalla bigliettazione da parte dell'impresa ferroviaria. Noi ci lamentiamo spesso che non ci sono treni qua ad esempio, no? Però dopo magari quando facciamo 100 km andiamo in Alto Adige, vediamo che ogni 30 minuti c'è un treno e magari paghi molto poco anche. Tutto è perché c'è una cultura anche tariffaria e una cultura del trasporto. Se noi manteniamo delle tariffe basse e
utilizziamo più servizi cadenzati, è chiaro che abituiamo l'utenza a sfruttare il trasporto, no? Quindi è tutto un cominciare secondo noi, no? In questo momento la politica tariffaria è buona, si potrebbe usare ad esempio sfruttando la politica tariffaria degli aerei su tariffe magari in fascia morbida o in fascia non morbida, perché c'è qualche utente che magari potrebbe sfruttare determinati orari dove sono orari di morbida, si dice, no? Per sfruttare il servizio ad un prezzo migliore rispetto ad un orario di punta. Ecco, uno spunto lanciato anche dai pendolari per quanto riguarda insomma le tariffe. Oggi, Assessore, lei era in quarta commissione per illustrare un pochino quelle che sono anche le ricadute sul fronte delle sospensioni, Covid, assenze, malattie, quarantene che stanno limitando molto. Fronte trasporto pubblico locale un 17% di assenze, un po' meglio va sui treni, però insomma è chiaro che ci sono delle problematicità legate alla mancanza di autisti. Sì, io oggi ho illustrato la situazione del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, quindi su gomma e poi anche su ferro. Però in realtà il problema grosso che ha questa gestione in questo periodo di pandemia di gestione qual è? Che il cambiamento è continuo e immediato della situazione, cioè se uno prende il Covid la sera e l'indomani non può presentarsi come autista, è chiaro che l'indomani mattina la corriera non c'è, perché si viene a sapere la mattina stessa, quindi è talmente difficile gestire una situazione, come giustamente ha detto un consigliere, si può organizzare tutto, ma organizzare quando si è di fronte all'incognita, al vuoto totale, non si sa cosa organizzare. E quindi capisco anche l'utenza che ha difficoltà a non trovare la corriera la mattina, però più di così ricordo che siamo a oltre 900 corse tra urbane e extraurbane al giorno in meno per mancanza di autisti. 930 corse se non ricordo male, ma oltre 900 corse in meno al giorno tra urbano e extraurbano. È chiaro che qualche problema, però abbiamo sempre fatto come regione l'input che abbiamo dato alla TPL Scare, non solo, che gli orari di punta e quelli che sono per noi gli orari del trasporto dei studenti alla mattina, all'andata e al ritorno devono essere il più possibile coperti, mentre quelli di morbida, quelli centrali, magari lasciar perdere qualche È chiaro corsa che in le più. corse che vengono tagliate sono quelle sicuramente Appunto. meno frequentate, resta il disagio, sono anche figure impossibili da sostituire gli autisti perché hanno una competenza, un certo tipo di patente che non è che chiami alla mattina e trovi qualcun altro. Siamo quasi in chiusura di trasmissione. Ultimissimo tema, Assessore, il fatto che ci siano comunque delle aggressioni da parte di chi rare, però insomma le abbiamo viste contro i sanitari, purtroppo le abbiamo viste in alcuni casi anche contro i controllori, chi cerca di controllare il Green Pass all'uscita dei bus o chi cerca di dire tenetevi sulla mascherina. Può capitare, è successo, cosa si può fare? In qualche caso rarissimo. Sì, pochi casi però. Per fortuna rarissimo. Io ovviamente condanno fermamente una situazione di questo tipo, io capisco ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non certamente togliere la libertà a qualcun altro. Quindi se l'autista fa il suo mestiere, fa il suo lavoro, o il controllore fa il suo mestiere, il suo lavoro, lasciatelo fare. Dopodiché uno la può pensare come vuole. Dottoressa Nanetti, capita anche sui treni, sappiamo che i controllori spesso devono insomma far da vigili, controllori di tante altre cose, non solo dei biglietti, insomma si sono visti anche pre-Covid, situazioni un po' particolari. Con il Covid su questo fronte sono successi dei fatti? Certamente i comportamenti da tenere a bordo che prevengono la situazione pandemica hanno certamente aumentato il livello di tensione che si può avere a bordo. Grazie al cielo non abbiamo avuto aggressioni perché non hai la mascherina, però sicuramente ci sono delle potenziali situazioni che i nostri capitreno devono gestire, che sanno gestire, ma sicuramente sono aumentate le possibilità, ecco, di potenziale aggressione. E quindi insomma guardia alta e attenzione che sono persone che fanno il loro lavoro e fanno rispettare le regole che servono, ricordiamolo, per la sicurezza sanitaria di tutti. Io ringrazio tantissimo gli ospiti che sono stati qui con noi, l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, la dottoressa Elisa Nannetti, direttrice di Trenitalia
Friuli Venezia Giulia, e Andrea Palese del Comitato Pendolari Alto Friuli. Grazie anche ai tecnici in regia, Simone Caramaschi e Francesco Snidero. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento con Economai FVG ritorna giovedì prossimo. Buona serata. Questa trasmissione è stata offerta da Tecno 2.